20 domeniche all'anno sono abbastanza? Abbastanza, sono più che abbastanza, davvero non credo che siamo in grado di dare altro, non diventa troppo dura, è insostenibile, no, basta. E questo è lo stato d'animo dei tanti che da tutto il Veneto sono arrivati fino alla sede del TAR di Venezia, aspettando la sentenza sul ricorso contro le aperture domenicali, sempre concesse dal governo, in contrasto con la legge regionale che parla di non più di 20 aperture all'anno. Siamo convinti che la posizione di equilibrio che aveva la legge regionale con le 20 domeniche, che per noi non era stato facile accettare, però ci consentiva di avere la possibilità di far coniugare ai nostri lavoratori la famiglia e il lavoro. Non è vero inoltre che più aperture significhi più occupazione e più fatturato. Non si comincia da qui lo sviluppo del paese, perché assunzioni in più non ce ne sono state e non c'è stato fatturato aggiuntivo. Questa è la cosa importante, per cui è un falso problema. Per lavorare in maniera dignitosa la domenica servono mezzi di trasporto, strutture alle quali affidare i figli e uno straordinario adeguato. Tutte cose che ora mancano. Inoltre non si capisce perché le farmacie che offrono servizi essenziali facciano i turni e i supermercati dove si vendono beni non essenziali debbano aprire sempre. La Regione aveva già dato 20 domeniche, ricordiamolo, 20 domeniche in cui le lavoratrici del terziario guadagnano in media 15 euro in più, spendendone circa 20 tra trasporto, un toast e un panino. Questo è tutto, credo non ci sia altro da dire. I lavoratori si augurano che non arrivi una sentenza favorevole al governo. Nel caso la lotta continuerà? In questo caso faremo tutto quello che c'è da fare per tutelare i nostri lavoratori, tutelare questo che è un problema sociale a mio avviso.